Allora siete sani? Allora siete sani? Per l'amor di Dio siete sani allora? Perché se vi mettete sapete giocare ancora a calcio, vero? Vero? Mannaggia voi! Quanti punti persi? Quanti punti persi? Questa stagione, quanti punti persi, voglio... Allora, che tu dica faccio? Non si vede, c'ho la pelle d'oca perché io vedi quella palla che viaggia di qua, di là. Mi avete fatto emozionare, mi è scesa la lacrimuccia mentre mi guardava la partita. Ci ho detto, voglio, vuoi vedere che siamo tornati veramente, però non lo diciamo, stiamo zitti. Vuoi il primo che dice siamo tornati? Ho sputo in occhio così, il primo che dice siamo tornati. No, stiamo zitti, si lavora. Mo ci sta Juventus, stiamo zitti, ci mettiamo là. Il Napoli, no, non voglio nemmeno pensare il quarto quinto posto a Champions League, ma non me ne frega niente. Io, vedi quello Osimhen lì, scambi veloci, Politano che finalmente passa la palla. Se a Cagliari la passavi erano 6 punti. Lasciamo stare. E poi vedi Kvara con Mario Rui, quando io vi dico che Mario Rui è giocatore di calcio, avete capito il perché? Perché Kvara gioca meglio con Mario Rui e non con Oliveira. Traoré che fa gli inserimenti, tutti che si inseriscono finalmente. I due gol, i primi i due gol sono stati da Spallettiani. Vabbè, quindi siete sani, quindi ci avete preso per il culo. Mo non lo so se è perché proprio usa solo le scarse, perché sono scarsi e noi stasera abbiamo cacciato la scienza contro una squadra già morta che già sta pensando alla Serie B secondo me, però è già qualcosa, è già qualcosa, aver visto qualcosa questa sera, molte cose abbiamo visto, diciamoci la verità, non piccole cose, abbiamo visto cose esagerate questa sera, perché visto il livello come giocava il Napoli e visto quello di stasera, di là vedevi la squadra di terza categoria, chi stanno vedo o Manchester City questa sera, cioè per farvi capire il livello. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli.